Buonasera, ben chiataz cugnovis. A son Manuel Cari e Chiara Materassi di 29 e 24 anni, lis dos vittimis dall'incidente terribile succeduto ieri dopo di misdì tra San Quarin e Vivar, che l'ha portata anche al ferimento dall'autista dal Miec Pesan, che l'ha impattato quintri la loro auto. La Cubi è originaria di Udin, ma residente a Fontane Frede, e l'asse 5 figli spicciui che in maniere fortunate a ieri in dai nonos. Anche modi capili causes dall'incidente, i prince relieves, mettuzi in vore dai carabiniers, no anche a sens di frenate de bande de auto, intanto che il Miec Pesan alla frenata e Cirù di movisi di bande. Un alpinista alle precipitato in un chianal sulla Monsiere, intanto che con un compagno si preparava a attaccare la calade de cime. L'uomo, cagliere da ora passà un tocco in creste, alle colato per una trentina di metri, restat sempre cussien, alle stato assistuto in cur dal compagno che le ha allertati soccors. Sul puest a son intervenuti gli oms dal soccorso alpin di Sapade, che son rivazza individuale con gli aiutori dall'eli soccors, per dopo recuperarlo e portarlo in ospedale. A son siete i decessi per via dal Covid-19 in Friuli, Vignesi e Giulie in tessultimi 24 ore, tra che un uomo di 71 anni di Socefe e una femmina di 60 anni di Trieste. A Cressing i ricoveri ospedalieri con 7 pazienti in terapie intensive e 132 persone ricoverate sinché gli altri reparti. 1502 i nuovi positivi rilevati a più di 15.098 tampons tra molecolari e antigenics. 72 i casi emergiuti in tal sistema sanitario regionale, 46 in tes residenci per anziani, 17 dome a Cormons. Il Comune di Udin ha firmato una convenzione con la prefettura per l'accetto di dispatriati ucraini in fuide de vuere. Sono centenari di fatti dispatriati già accettati in città, con 45 frutti già inviati a percorsi di integrazione scolastiche o sportive. In grazie delle associazioni dal terzo settore, alla sclarito il prefetto di Udin, Massimo Marchesiello, si potranno ottenere altri 100 posti dedicati a famiglie in fuide. La Zonte ha deliberato anche la nascita di un bonus pai furlans che accetti ucraini rifugiati. A firma pal Comune di Udin è stato il cittadino Pietro Fontanini Sintinglu. Purtroppo il problema, come che sanno gli ascoltatori, è drammatico perché in Ucraina si continua a sparare, a morire, a bombardare le intere stampe. Non stiamo in cui come dei primi momenti, però sta arrivando anche momento che a Udin avviene l'obbligo di dare accoglienza a queste persone, che sono tra l'altro femmine e fruspicciui. Allora abbiamo organizzato con questi accordi 100 posti di poter dare ai profughi con una copertura economica delle bande delle prefetture. Quindi il comune tira fuori un franco, sono due bes che arrivano di Roma, però no, attraverso gli accordi con le associazioni del terzo settore ho la possibilità di ospitare tutte queste persone. Già ospitiamo un po', però il numero aumenterà. E tra l'altro sta arrivando anche un altro provvedimento, un lavoro importante, che è il di aiutare le famiglie che ospitano autonomamente le persone arrivate da Ucraina. Quindi anche qui sta un altro bel finanziamento che il governo centrale ha deciso di dare a queste brave famiglie che stanno ospitando tante persone scampate da guerra. Un locale di San Juan dal Natison è stato sequestrato e forze dall'ordine perché faceva attività di discoteche senza autorizzazione. Le investigazioni sono scominciate a zenare quando la Guardia di Finanza e di Cividad ha fatto un controllo in tal locale. C'è anzi una fieste con più di 150 avventori e musiche dal vivo. Per fieste pubblicizzate un'evore sui social, il titolare è stato denunziato per il devolgimento abusivo di attività di spettacolo pubblico. In tal corso dal controllo, ieri in stazza anche chiataz avventori, cence mascarutis o green pass.
Si tigneranno ai 29 di mai o ai 12 di giugno le selezioni amministrative in Friuli, Vignesi e Giulia, lo ha comunicato l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, diss'intanche che la scelta tra gli due dati se dipenderà dal governo. Volin agevolare al massimo la partecipazione a queste tornate elettorali alla sclarit Roberti e dunque metti in linea le nostre selezioni col resto del paese. A saranno 33 i comuni caleranno al voto 4 parsore e 15.000 abitanti da Ciandecim, Codroi, Monfalcon e Gurizze. Vie libere dal Consiglio Comunale di Udin al Biciplan, il plan regolador de viabilità sus dos ruedis. L'obiettivo, l'ha sclarito il sindaco di Udin, Pietro Fontanini, è rendi la mobilità urbana più accessibile, efficiente, riguardose dall'ambiente e inclusive. A progetto completato, Udin e potrà contare su 100 km di percorsi ciclabili in tai confins cittadins e di altri 70 in tai comuns dall'Interland. Focus sui collegamenti e infrastazioni ferroviarie, terminal students e poi universitaris. Sarà domani il dì de tornate de ploie sul Friuli, Vignesi e Giulia e dopo più di 40 dische di aghe non si è veduto neanche che une gotte di domani, di fatto, fino ai fin de settimane, si spiete l'arrivata di una perturbazione dal nord Europa che insieme con una depressione sul Mediterraneo e porterà l'aria umida a restare sulla nostra regione, portando anche a tan spietate ploie. Ma l'arrivata di aria simpli più fredde porterà anche a neve, assenti in pratica sugli nostri mons, che arriverà anche a quoti più bassi. Udin organizzerà in te settimane di Pasche la prima edizione de Fieste des Rosis, non se presente l'assessore Maurizio Franz. Allora dal 12 al 18 di aprile, in occasione di Pasche, che stanno facendo la prima Fiesta des Roses, Pasche in città, che interesserà con addobbo floreale, le vie, la via Merchiadvieri, che è la via più bella della città, e la piazza San Giacomo, e quindi è un'occasione per i tanti cittadini di Udin, ma anche per i tanti turisti, di vedere Udin più bella che mai, piena di rose, è un'occasione senz'altro simpatica per festeggiare la primavera. E per queste sere e duzzi, torniamo a vio di domani, buone serate, mandi.